La scia di sangue comincia il 12 marzo con un politico, Salvo Lima. Il 4 aprile prosegue con un investigatore di razza, Giuliano Guazzelli, maresciallo dei Carabinieri, massacrato ad Agrigento lungo il viadotto Morandi. Poi i due botti, il 21 maggio la strage di Capace e il 19 luglio quella di Via D'Amelio. Il 92 passa alla storia come l'anno delle stragi di mafia, degli omicidi eccellenti. Il 4 aprile ad Agrigento cade il mastino dell'antimafia, il maresciallo Guazzelli, la memoria storica della mafia nell'Agrigentino, ma non soltanto perché il sottufficiale aveva una conoscenza profonda di tutti i meccanismi di Cosa Nostra nell'intera Sicilia. Quel giorno di 31 anni fa era un sabato, vigilia delle elezioni politiche, le ultime della Prima Repubblica. Come ogni giorno Guazzelli, dopo aver lasciato la caserma, s'avviava con la sua ritmo color verde verso Menfi, dove abitava con la famiglia. Lo precede un furgoncino bianco. Giunto alla fine del viadotto Morandi, gli sportelli del furgoncino si aprono ed è l'inferno. Il corpo di Giuliano Guazzelli viene raggiunto da decine e decine di colpi. Sul posto arriva un distrutto Paolo Borsellino. 31 anni dopo, il comando dei Carabinieri di Agrigento parla ancora di Giuliano Guazzelli. Oggi si ricorda un martire dell'Arma dei Carabinieri. Un anniversario importante per un'Arma dei Carabinieri, un'istituzione fedele nei secoli che non dimentica i suoi eroi, non dimentica che in nome del dovere e del sacrificio è andato avanti. È andato avanti lasciandoci però un monito, quello di continuare a combattere per la libertà, per la democrazia, contro il male, contro il crimine organizzato. Una messa e un tributo anche sul luogo del delitto. Sì, una messa dedicata al maresciallo maggiore medaglia d'oro al valor civile Giuliano Guazzelli e un tributo, la deposizione di una corona sul luogo dell'uccisione. A 31 anni dall'attentato, dall'omicidio del maresciallo maggiore Guazzelli, dopo aver celebrato l'anno scorso il 30°, ci ritroviamo anche oggi a fare memoria di un uomo, uno sposo, un padre che ha dato la vita per il servizio della legalità e della giustizia. E non c'è amore più grande di questo, ci dice il Vangelo, dare la vita per i fratelli, operare per la giustizia, senza tradimenti, senza ombre. Lo ascrive tra i martiri della legalità, come già è stato definito. Allora è importante sottolineare questi appuntamenti con il ricordo che ne fa intimamente la famiglia, con il ricordo che ne fa l'Arma. Diventa così un ricordo esempio, un ricordo modello di condotta giusta. Ed è anche importante fare questo ricordo nella celebrazione eucaristica che è il modello del donare la vita in modo supremo, quella di Cristo, perché poi Lui, il Cristo, diventa modello per ogni credente, per ogni uomo e per ogni donna di buona volontà, io direi anche al di là della confessione di fede. Sì, oggi siamo qui in chiesa, la memoria è fondamentale, bisogna ricordare, far ricordare anche ai posteri quello che è successo tanti anni addietro proprio a causa della mafia, il sacrificio di un uomo onesto, di un uomo che ha dedito al proprio lavoro, di un uomo che ha voluto sacrificare la propria vita pur di dare un servizio allo Stato. Questo deve essere da esempio a tutti e penso che anche i nostri giovani ne possano trarre vantaggio. Presenta! Onori ai caduti! Presidente, oggi è una giornata importante, si ricorda un uomo della legge, un carabiniere, Guazzelli, purtroppo vittima in questo luogo della mafia. E ancora una volta anche quest'anno come gli anni precedenti ci ritroviamo qua insieme per rinnovare il nostro grazie al maresciallo Guazzelli, al suo sacrificio e a tutta l'Arma dei Carabinieri che
continua ad assistere, a svolgere la sua opera. In fondo è grazie al sacrificio di uomini come il maresciallo Guazzelli che oggi è più facile fare l'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, era molto più difficile all'epoca. Oggi cerchiamo di rinnovare la nostra gratitudine verso cosa, facendo tutti il nostro dovere.